che va. Sì che va. Io sto guardando, ma io... C'è un audio che non so. Wow, eccolo là, quello è il mio microfono. Oh. Ma come abbiamo fatto a farlo andare? Buonasera, benvenuti alla visione di questa seconda amichevole contro la TMB Monselice. Battuto Perini, buona ricezione organata, ricostruzione così da parte dei ragazzi michelesini, subito palla in posto 2 per Drago che in diagonale spara out, la prima palla in attacco di Monselice, quindi Treviso subito a conquistare il primo punto della partita. Al servizio in questo momento c'è Davide Soldan che si prepara alla battuta. De Grandis che mette a terra una palla che viene arpionata con le punte delle dita e viene messa a terra. De Grandis. Favaro riceve fuori 3 metri, Fisicaro va da Favaro, Favaro in posto 4, lungo linea vincente. Beccaro non riesce a difendere. Stiamo sistemando qualche problemino audio che abbiamo, ci scusiamo. Nel frattempo Drago al salto, buona la ricezione di Dado, palla dietro per il nostro Bonifante che conquista il punto in attacco in quanto la difesa avversaria tocca il soffitto. 3-2, ancora Bonifante che questa volta è al servizio. Bonifante, out, il servizio, 3 pari. Subito chiamato in causa Crosato, difeso Crosato, Drago da seconda linea, vincente, Drago, tira forte e trova direttamente il parquet della Ghirada. Ancora Vianello a servire, abbassa un po', ancora Vianello a servire, questa volta Vianello batte out. Ok. Favaro per gli Oro Granata al servizio. Batte Favaro, out anche il servizio di Favaro. Non un gran momento quello Oro Granata per quanto riguarda il fondamentale della battuta, 5-4 per gli ospiti. Trolese o Trolese al servizio. Buona ricezione Oro Granata, il pregiatore va da Soldan, difeso Perini. Perini trova le mani del nostro regista Fisicaro a muro che conquista il muro vincente. 5 pari, Crosato. Crosato serve su Vianello, Beccaro chiama in causa Drago, Drago tira forte sulle mani in difesa di Favaro, Favaro fa finire la palla nel tetto della Ghirada in difesa, quindi ancora vincente Monselice, 6-5. È il regista ospite Beccaro a servire,
ma non passa il nastro della rete, quindi 6 pari. Fisicaro per Lelli, Beccaro va alla Perini, in posto 2, Perini gioca sulle mani del muro Loganata, ricostruito ancora Perini in diagonale, ma la palla termina in campo proprio nell'angoletto di posto 1. 7-6 per gli ospiti. La direzione di gara oggi è affidata al signor Umberto Zanussi, arbitro di Serie A, che è venuto a dirigere questo incontro. Nel frattempo Perini dai 9 metri su Ceolin, ad una mano Fisicaro alza per Mozzato, Mozzato tenta il money out ma non riesce in quanto gli avversari riescono a mettere a terra il pallone. Quindi muro per gli avversari, ancora Perini in battuta, 8-6. Alza la palla Perini per il salto, questa volta a prendere la palla è in attacco Soldan che tira in mezzo alle mani del muro e conquista un attacco vincente. Soldan sul libero avversario, Beccaro chiama in causa Perini, pipe di Perini vincente verso zona 5, non riesce a difendere Ceolin la pipe degli avversari. Sicuramente Monselice quest'oggi sembra dalle prime battute del match un po' più in palla rispetto alla partita della settimana scorsa e quindi si preannuncia un set più combattuto. De Grandis a servire, tocca il nastro De Grandis ma riesce a infilare la mano sotto Favaro, attacca come può, difesa non precisa di Monselice, palla in 4 per Vianello sulle mani del muro Logranata, un po' di confusione sotto rete, Soldan prova la pipe ma perde l'equilibrio in salto e quindi spara abbondantemente out il pallone nella palestra 1 della Ghirada. Ancora De Grandis in centrale avversario alla battuta. Favaro, bene in ricezione, Mozzato, difeso, Drago sulle mani di Mozzato, Mozzato sposta il pallone a muro e quindi non riesce la difesa a Rogranata. 11-7 per Monselice e time out richiesto da coach Michele Zanin. Si rientra in campo in questo primo set con Monselice avanti 11-7 con un buon torno di battuta del loro centrale De Grandis che ha provato a mettere in difficoltà gli Oro Granata con una battuta flot piccante sul nostro Favaro. Cerca ancora lui in ricezione Favaro, questa volta riceve bene, palla dietro per Bonifante, Bonifante prova a chiudere in modo repentino la diagonale ma trova davanti a sé le mani a muro di Vianello che gli chiudono la luce e quindi sostanzialmente attacco murato per gli Oro Granata. Ancora De Grandis, trova lei De Grandi, momento di difficoltà per gli Oro Granata. Proverà di nuovo a cercare De Grandis quell'angoletto, lo vedremo tra pochissimo.
De Grandis, Favaro male, ace. Cos'è? De Grandis su Favaro, Favaro riceve sui 3 metri, Fisicaro lo chiama in causa in attacco, tenta la diagonale stretta ma lo spara out. Favaro in questo momento sembra un po' in apnea, Favaro in questo momento, ma gli amichevoli servono anche a questo, quindi coach Michele Zanin lo sprona e lo tiene dentro per prendere le misure di questo campionato di Serie B di prossima partenza. De Grandis ancora su Favaro, Favaro riceve così e così, provano a fare quello che si può gli Orogranata, ricostruzione buona per Monselice, palla in 4 per Vianello, Vianello d'esperienza sulle mani del muro 1 di Bonifante, sfrutta appunto il money out vincente e in questo momento Monselice fa vedere tutti i suoi diciamo, elementi con diversa esperienza in questo campionato, allungando 16-7 con un break penso di 8 punti sugli Orogranata. Ancora Favaro, buona la ricezione di Favaro questa volta, sfiora la palla Bozzato ma è quel che basta per mandarla nel campo avversario dove non c'era nessuno, quindi palla che termina in campo e cambio palla conquistato dai ragazzi di coach Michele Zanin. Mozzato a servire, ma va out il pallone. Sicuramente questa battuta pesava un po' più delle altre e non doveva essere un errore, ma tant'è. Drago 17-8 per Monselice. Tira forte Drago su Soldà, ma Soldà riceve bene. Fisicaro va a cercare Bonifante e Bonifante chiude la palla in diagonale in attacco. È Mattia Bonifante che si prepara a servire. Batte Bonifante su Perini, Perini riceve bene, Beccaro va verso Vianello, Vianello sopra le mani del muro di Fisicaro, vincente. Pulito questo cambio palla di Monselice, 18-9. Vianello al salto su Soldan, Bonifante va a cercare Favaro, Favaro in diagonale, tenuto da Drago in difesa, Drago in attacco, sulle mani a muro, non ci sono mani a muro, signor Zanussi non vede il tocco Orogranata, quindi punto ed errore in attacco di Drago, punto Orogranata. Favaro alla battuta. Si ferma sul nastro centrale la palla. 19-10 per Monselice in questo primo set. Trolese. Favaro, bene questa volta in ricezione, Bonifante va da Fisicaro, Fisicaro farà out il pallone, tenta probabilmente il tocco di toccare le mani avversarie a muro ma non trova nessuno e quindi spara out l'attacco. Sostituzione in casa Monselice, esce col numero 11 Trolese, entra col numero 4 Perciante. Perciante subito il salto su Soldan, Soldan costringe agli straordinari Bonifante, non riescono ad attaccare gli Orogranata, Drago invece palla alta a toccare le mani a muro di Crosato, poi difeso, Soldan pallonetto ottenuto da Drago, andiamo verso posto 4 con Perini che tira più forte che può, Perini nello spazio tra l'asta e quello che era rimasto del muro e questa palla forte termina
a terra nel campo Roganata, 21-10 per gli avversari. Perciante su Soldan, Soldan poi in attacco, mani out, Vincent, quello di Soldan a discapito di De Grandis. Ancora sostituzione, chiude il cambio coach Cicorella facendo rientrare Trolese in campo dal lato di Monselice. 21-11 per Volley Treviso, Crosato 11-21 per Volley Treviso, Crosato batte, ricevuto bene da Monselice, pipe facile tenuta dagli Aloganata, Fisicaro su Perini, poi difeso dal libero avversario, ancora Perini, questa volta sembrava out il pallone, invece Perini, nonostante abbia tirato alto, ha trovato davanti a sé le mani a muro di Fisicaro, conquistando il punto numero 22. È il regista avversario a battere su Soldan, Soldan riceve bene, chiamato poi in causa in attacco, in diagonale, questa volta le mani avversarie di De Grandis, precedentemente usate per il mani out, fanno finire il pallone in campo Oro Granata e quindi punto conquistato da Monselice, 23-11. Beccaro a servire su Favaro, ricevuta male da Favaro, diciamo un ace, ma l'ace è quello del set point per Monselice, 24-11. C'è ancora il regista avversario al servizio, cerca Soldan, Bonifante va verso Fisicaro, Fisicaro in diagonale, tenuto ma non troppo da Beccaro, nel senso che la palla tocca il soffitto e quindi Fisicaro prima di andare al servizio riesce a conquistare un punto in attacco. Ancora set point per Monselice, 24-12 il punteggio. Nicolò, salto front, no, salto giro sul libero avversario Lelli, riceve sui 3 metri Lelli, palla in 4 per Drago, ma il muro è Oro Granata, Bonifante. Drago prova il money out, ma Bonifante gli chiude la palla proprio sulla linea del campo. Muro vincente, Oro Granata, 13-24. È ancora Fisicaro, il nostro giocatore che tra poco servirà il pallone. Tira Fisicaro forte, bravo Nicolò, ace, Lelli si fa trovare impreparato e scodella il pallone verso il soffitto. No. Fisicaro, out questa volta la palla per Nicolò. Il primo set termina 25-14 per Monselice. Ci vediamo tra 3 minuti.
Ritorniamo in campo in questo secondo set dell'amichevole di ritorno con la TMB Monselice. Ci auguriamo che gli Oro Granata in questa seconda frazione di gioco quantomeno dimostrino un approccio diverso al match, nonostante l'esperienza degli avversari sia emersa sin dalle prime battute di questo. Monselice quindi primo punto a Treviso. Ancora Fisicaro. Batte su Lelli questa volta bene. Beccaro infila il primo tempo per De Grandis a terra. 1-pari nel match. Perini al salto su Cunial riceve bene e Mozzato in primo tempo, secondo punto. Adesso avevo sentito un click. 2 pari. Salto front su Cunial bene al centro per il nostro Mozzato a terra, 3-2. È proprio Mozzato che si prepara alla battuta. Mozzato. Vianello, ricezione bassa. Vianello, pallonetto difeso da Crosato. Bonifante va alla Cunial, ma Cunial viene murato dal duo Drago-Trolese. Drago opposto e capitano Trolese centrale di Monselice. 3 pari. È proprio il capitano Drago che si prepara alla battuta. Gli scappa il pallone in battuta, quindi batte piede a terra su Soldan. Fisicaro chiama in causa Crosato, la palla un po' alta, ma Crosato ci arriva con la punta delle dita e infila il pallone in pallonetto proprio al centro del campo dove non c'è nessuno. 4-3 per Volley Treviso. Mattia Bonifante dai 9 metri. Al salto Bonifante, va su Perini riceve bene, Beccaro va da Vianello murato da Fisicaro, ma ancora ricostruzione Monselice. Drago difeso da Bonifante, palla alta per Fisicaro a contrasto a muro, non vince contro Vianello. La palla comunque gli era stata alzata un po' di là, un po' troppo di là, e quindi dal contrasto a rete ne esce vincente Monselice. 4 pari. E c'è Vianello alla battuta. Vianello su Ceolin. Perini alto. Colpo di esperienza di Mattia Perini che con una palla molto difficile che gli arriva da dietro sfiora le mani di Federico Crosato, conquistando il punto. Vianello ancora al servizio. Su Soldan, benissimo Soldan in ricezione, e poi Crosato, azione
mossa manuale, quella degli Oro Granata, almeno una. E speriamo sia la prima di molte. Cunial, entrato in questo set, si prepara a battuta al salto, batte su Perini, Perini bene, Beccaro chiama in causa col gioco dal centro, da dietro Trolese, Trolese tenta il pallonetto sulla linea del campo, ma il pallonetto termina leggermente out, quindi punto volley Treviso. Ancora al servizio Cunial, out la palla di Cunial di circa 1 metro. 6 pari, si protrae il secondo set sull'equilibrio, un punto per parte. Turno in battuta di Trolese, questa volta per i ragazzi in maglia blu. Cunial, Bonifante cerca in attacco Dado e Dado con una bella attacco in posto 6 conquista il punto numero 7. L'azzurrino Federico Crosato dai 9 metri su Vianello, Vianello Beccaro per Drago, Drago smanaccia tenuto da Fisicaro, palla alta per Soldan, Soldan appoggia Lelli, Perini, pallonetto tenuto da Bonifante, ma nel frattempo il signor Zanussi chiama un'invasione commessa da, secondo il parere di Zanussi, Fisicaro. Quindi 7 pari in questo secondo set di gioco. Indicazione tattica di coach Cicorella di cercare Soldan in battuta, così fatto, ma Soldan riceve bene, alzata dietro per Fisicaro, Fisicaro in mezzo alle mani del muro verso zona 6, vincente con un bel attacco, 8-7 volley Treviso. Fisicaro, out, la battuta di Nicolò, 8 pari, e il Chioggiotto Mattia Perini si prepara a servire per Monselice. Perini sul nastro, tenuto da Mozzato, alza Ceolin per Bonifante, Bonifante Lelli, Drago fuori, bravo Drago, la palla di Beccaro andava abbondantemente oltre la stina, Beccaro allunga il braccio, riesce comunque a prenderla e a chiudere in diagonale. Questo punto numero 9 di Monselice. Ancora Perini, Oro Granata alle origini, poi un po' con esperienza in tante squadre, al salto forte, out, la battuta di Perini. Ha militato in B1 con il Venezia Volley e in altre formazioni di Serie B2. Soldan per gli Oro Granata. Su Perini, Beccaro, Perini in pipe, palla alta ma tenuta bene da Fisicaro, alta Ceolin per grande il nostro Cunial che sfrutta le mani di Monselice con un salto che andava verso più dietro che davanti, ma è riuscito comunque a coordinarsi e di conseguenza a conquistare questo punto. Ancora Soldan per gli Oro Granata, out, la battuta. Nel frattempo comunichiamo alle persone che sono collegate che Enrico Maggio è da inizio partita che continua a cambiare la posizione delle telecamere, ormai con mal di testa, a sonde vede che cambia telecamere, ma lui sta tentando la regia perfetta per l'imminente avvio del campionato di Serie B. De Grandi sta infilato una battuta buona, ricostruzione Monselice, palla in 4 per Vianello, tenta la difesa Ceolin ma la palla tocca il soffitto,
quindi punto per Monselice, che nel frattempo si porta avanti di una lunghezza rispetto ai nostri ragazzi, quindi 11-10 per Monselice. Nel prossimo match saremo sicuramente più precisi, perché non si vede il punteggio, con il punteggio 11-10 per Monselice, palla dietro per Bonifante, attacco vincente di Mattia Bonifante, la palla è finita nella nostra postazione. 11 pari. Scusate un attimo che proviamo a finire, a sistemare questa storia del punteggio. Funziona? Dovrebbe essere ok il punteggio adesso. Ok, 12-11, perfetto, è visualizzato correttamente. Drago nel frattempo a servire. Sono le prove generali anche per noi. Probabilmente è una prova generale anche quella di Drago, perché la palla è finita out. In battuta 12 pari. Mi dicono che si vede correttamente il punteggio adesso. Bonifante al salto su Vianello. Vianello non riesce a tenere la ricezione nel campo di Monselice, quindi ricostruzione Orogranata, Cunial difeso da Lelli, ma la palla ancora di là. Scarsa intesa Orogranata, palla dietro per Drago. Crosato la tiene a muro, poi prova a ricostruire come può Fisicaro, ma la palla di Crosato era complessa da tenere e di conseguenza gli Orogranata non riescono nella ricostruzione. 13-12 per Monselice. Vianello. Vianello al salto, anche lui out, il pallone per Vianello. 13 pari, anche se come dico sempre io 13 è un numero dispari, quindi Cunial a servire. Cunial su Lelli, Lelli, Perini sulle mani di Fisicaro. Beccaro di prima intenzione, tenuto da Bonifante. Poi un po' di bagarre nelle fila Orogranata e quindi 14-13 per Monselice. Cicolella incita i suoi e chiede di provare ad allungare il passo in questo momento. Vediamo cosa riuscirà a fare Trolse. Alla battuta ha ricevuto bene 7 al centro di Crosato, buona intenzione con l'alzata a Crosato che infila a terra il pallone. 14 pari. Crosato si ferma sul nastro della rete, la battuta di Federico Crosato. Beccaro, salto flot su Cunial, Cunial bene, ricezione, palla in 4 per Soldà che tira forte su Lelli. Lelli la spancia quasi sulla linea del campo Orogranata, ma in realtà la palla è out. Fisicaro ancora alla battuta. Per chi magari è meno esperto di pallavolo si potrà vedere come coach Zanin anche oggi ha tentato la formazione col doppio palleggiatore. Perini, mamma mia! Perini tira più forte che può verso zona 6, ma il nostro Soldan si fa vedere in tutto il suo splendore davanti e, come ho detto anche l'altra partita, conquista quello che in gergo si definisce un bel quercio. Fisicaro, bravo Nicolò, con questa battuta che è una via di mezzo
tra l'assalto e l'assalto plot che termina e cala velocemente davanti a Mattia Perini, quindi time out richiesto da coach Cicorella. Si rientra in campo con Treviso avanti di 2 lunghezze 17-15 in questo secondo set, una prova sicuramente diversa, quella dei giovani Eurogranata di coach Michele Zanin in questa seconda frazione di gioco. Fisicaro al servizio, Fisicaro su Lelli, Beccaro, De Grandis, difeso da Ceolin, palla ai 4 per Soldan. Drago, palla alta da zona 4, tira Drago forte in diagonale, ma termina out il pallone di Drago. E quindi 18 per Treviso in questo break di metà set per gli Eurogranata. Ancora Fisicaro. Out questa volta il pallone di Fisicaro. 18-16. Perini a servire. Al salto Perini su Ceolin. Fisicaro va da Bonifante e Bonifante mette a terra un pallone davanti al bagger di Perini per Monselice in difesa, che non riesce a infilare le mani sotto il pallone. 19-16 per gli Eurogranata. Soldan. Se era fuori di un cappello di Michele De Conti questa palla, quindi 19-17. Soldan alla battuta, no scherzavo, De Grandis alla battuta. Soldan però riceve, poi palla per Cunial, tenuto, non tenuto da De Grandis. Punto Eurogranata numero 20 di questo secondo set. Mozzato da zona 5 verso zona 5 su Vianello, poi ancora Vianello chiamato in causa in questa azione ad attaccare sul muro di Mattia Bonifante e a conquistare il punto numero 18. Il capitano di Monselice, Drago, manaccia il pallone e trova l'ace. Non sono convinti gli Eurogranata, ma Zanussi decreta il pallone in campo. -1 per Monselice, ancora Drago al servizio. Forte Drago su Cunial, tenta Cunial di ricevere il pallone, ma il pallone si incastra sulle strutture in ferro del soffitto e quindi è di nuovo parità 20-20. In questo secondo set gli Eurogranata si sono un po' mangiati quel break che erano riusciti a conquistare. Drago, out, la palla di Drago, 21-20. Bolla in Treviso. Bonifante.
tira forte Bonifante su Lelli, Vianello tenuto dagli Granata, Cunial con muro a 3 avversario, tenta la diagonale ma Vianello riesce a chiudere l'attacco di Cunial e non riesce la copertura Granata, di conseguenza attacco murato. È proprio Vianello sul 21 pari che si porta in battuta per Monselice. Ceolin sui 3 metri, Bonifante chiama Crosato in attacco, Crosato non trova il campo con questa 7, 22-21, una lunghezza di vantaggio per Monselice. Vianello su Cunial, tenta di ricoprire il pallone, né Bonifante, ma è infrazione di gioco in quanto Bonifante è in seconda linea e ha toccato la palla sul muro avversario. Time out richiesto da coach Michele Zanin sul 23-21 per gli avversari. (23-21) per Monselice. Vianello alla battuta, Vianello su Ceolin, Ceolin fuori dai 3 metri, palla alta per Fisicaro, Perini, Lelli, attacco da dietro per Trolles detenuto dagli Granata, pallonetto piedi a terra dei Cunial, palla alta per Drago, ci sono 2 tiri in diagonale, Bonifante difende ma non riesce la difesa di Mattia e quindi di nuovo set point per Monselice, 24-21. Vianello, out, la battuta di Vianello, 22-24. Cunial, per il set point avversario, tira forte Cunial, Perini riceve sui 3 metri, Drago prova ad appoggiare il pallone ma trova Crosato che stava facendo lo spostamento laterale ed era distante da rete, quindi infila il pallone tra Crosato e la rete e conquista questo secondo set, quindi il punteggio totale è di 2-0 per Monselice. Benone.
Tornano in campo gli Oro Granata e gli avversari in questo terzo set della seconda amichevole, l'amichevole di ritorno precampionato contro la TMB Monza Elice. Al servizio per gli avversari c'è il numero 7 Mattia Perini. No, ma è per lui. E chi va davanti? L'arbitro Aranzulla indica dove trovare il pallone a Mattia Perini. Perini al salto, out. Primo punto conquistato da Volley Treviso in questa terza frazione di gioco. Favaro del Treviso. Perini, Beccaro chiama Drago sulle mani di Cunial, mani out vincente per gli avversari, 1 pari. Ringraziamo anche Steven Spielberg e Enrico Maggio che ha messo in atto una diretta con 16 telecamere. Nessuna di queste ha replay per il video check, ma ci accontentiamo per quest'anno di quello che abbiamo. De Grandis, salto flot su Favaro fa spostare Bonifante che chiama in causa Cunial che con una diagonale vincente davanti al nasetto di Vianello conquista il secondo punto di questo terzo set. Mozzato alla battuta. Su Vianello, Trolese a terra. Questo attacco di Trolese. 2 pari. 35 spettatori in questo momento in diretta, nonostante sia una diretta non pubblica. Drago, Mazzon, Cunial, tenuto da Monselice, palla in 4 per Vianello, pallonetto, ci arriva Bonifante, c'è lì in alto ancora per Cunial, tenuto da Drago, palla in 4 per Vianello, sulle mani del nostro neoentrato Nicola Mazzon che conquista il suo primo muro di questo terzo set ed è proprio Mazzon che si sposta al servizio. Mazzone al salto sul nastro e poi su Perini, palla in qua in 2 per Drago, non passa Drago, in attacco 4-2, primo break a firma Oro Granata di questo terzo set. Mazzon su Perini, Beccaro chiama in pipe Perini che va a segno. Vianello al salto sul nastro, poi Cunial riceve bene, palla in 4 per Bonifante, viene toccato a muro e poi difeso da Monselice, palla alta per Perini in 4, pallonetto, ci arriva Mazzon, alta, non gli Oro Granata e poi out di Bonifante in diagonale. Ancora Vianello per gli avversari. Palla corta per Vianello, ma Favaro si fa trovare preparato, palla dietro per Cunial, tenuto, tentativo di tenere Cunial a muro e poi invece mani out conquistato da Volley Treviso.
Vianello vincente. Per Monselice, 5 pari. Ancora equilibrio in questa terza frazione di gioco. Trolese dai 9 metri. Trolese su Cunial. Mazzon per Favaro, ottenuto e ricostruito da Crosat, da Ceolin. Ancora Favaro. Sono riusciti in qualche modo a difendere gli avversari di Monselice. Ceolin. Bonifante, mani out, Bonifante su De Grandis. Buona questo punto per gli Oroganata, che sono riusciti comunque a sviluppare anche una buona azione di gioco. Pegoraro, De Grandis a terra. Ed è Beccaro, il regista avversario, che si prepara dai 9 metri per servire nel campo nero-rosso. Favaro, buona ricezione di Favaro, poi in 4. Incredibile attacco di Favaro che attacca sul nastro, la palla si inchioda e nonostante ciò riusciamo a conquistare il punto. 7-6 per Volley Treviso. Bonifante al salto, Bonifante sul nastro, poi Lelli provano l'incrocio di palla corta gli avversari ma non riesce. Nel frattempo siamo già in pipe con Cunial, ma pesta la linea dei 3 metri Cunial. 7 pari e 7 è anche il numero di maglia di Mattia Perini. Ceolin, Bonifante va da Mozzato, tenuto Vianello. Mazzon difende nel campo avversario, ma De Grandis non sfrutta il rigore e regala un punticino prezioso ai nostri giovani Orogranata. 8-7 e ancora una volta 8 è la maglia di Favaro al servizio. Va a servire Favaro su Perini e trova l'ace alla destra di Mattia Perini tra il suo pugno e la linea laterale. +2, Volley Treviso. Favaro su Perini, Beccaro va da Vianello, ma davanti a sé c'è Mozzato che non fa passare l'attacco e time out richiesto da coach Cicorella. 10-7 Treviso. Con Favaro che raccoglie il pallone per andare a servire su questo vantaggio di 3 punti Orogranata. 10-7 in questo terzo set. Su Perini, Beccaro va da Drago in mezzo al muro Orogranata, ma è difeso da Favaro che poi attacca la palla alta. Perini ricostruisce, palla in 4 per Vianello, pallonetto ma ci arriva Bonifante. Mazzon ricostruito,
Tenta il gioco di piede Bonifante ma non riesce la ricostruzione su copertura Orogranata. 10-8, ancora più 2 per Volley Treviso, ma questa volta la palla è per De Grandis. Salto flotto De Grandis su Favaro, palla alta per Mazzon in diagonale, Beccaro tocca il soffitto. Per usare il gergo, la palla ha beccato il soffitto. Mozzato, 11-8. Salto flotto che si ferma sui 9 metri nel lato di Volley Treviso, però la palla, quindi 11-9, continua il vantaggio di 2 lunghezze di Treviso. Speriamo sia sufficiente per arrivare fino alla fine del set. Drago su Ceolin, tiene bene Ceolin al centro per Pegoraro, out purtroppo. La palla di Pegoraro in attacco, peccato perché era una bella azione per come era impostata quella Orogranata. 11-10, ancora vantaggio Treviso, ancora Drago a servire. Batte il capitano avversario su Ceolin, ancora Ceolin tiene Mazzon sulle mani di Trolese. Vincente Mazzon perché la palla tocca il nastro e poi termina out davanti agli occhi di coach Zanin. 12-10, Volley Treviso. Mazzon, dopo essersi sistemato i pantaloncini, si prepara alla battuta in questa azione di metà set. Al salto Mazzon su Perini, ricezione spostata verso posto 2, quella di Perini. Vianello tenuto da Barbon, poi la difesa di Barbon va nel campo avversario e di prima intenzione Vianello si rimette a terra il suo pallone. 12-11. Vianello, Favaro in mezzo al campo per Mazzon, tenta il colpo di fino Bonifante ma Beccaro non si fa trovare impreparato e quindi muro vincente. 12 pari, ristabilita la parità tra le due formazioni. Vianello alla battuta, out la battuta di Vianello. 13-12 Treviso. Cunial, Cunial su Vianello verso posto 4, Beccaro, palla alta per Perini, Perini sulle mani di Bonifante, poi tenuto da Mazzon. Bonifante deve mandare di là il pallone, Drago ricostruisce, Vianello quasi paste perché il pallonetto non tocca nemmeno il nastro della rete. 14-12. Chiaramente sono ancora da affinare i meccanismi delle squadre in questo inizio di stagione. La pressione del match è sicuramente diversa da quella dell'allenamento. Cunial, Vianello, prima intenzione per Beccaro che infila la palla nel campo Orogranata e il nostro Pegoraro Amulo si fa trovare impreparato. Trolese a servire per Monselice. Trolese, salta flot corto, ma Bonifante riesce a ricevere. Poi Bonifante, grande showman in questa azione, riceve, sta quasi per scavigliarsi e nonostante questo attacca vincente sulle mani di De Grandis. Quindi 15-13. Orogranata, sostituzione, esce col numero 12 Mozzato, entra col numero 9 Crosato.
Gioco di centrali in questo momento, in quanto al servizio c'è Pegoraro che batte salto flotto su Vianello, fuori dai 3 metri la palla per Violagranata, ma Perini alto, ma Favaro, Gioele conquista il muro vincente sul muro a 3 nella palla alta di Vianello. 16-13 e doppio cambio, esce la diagonale per Monselice, sostanzialmente cambiano il palleggiatore e il capitano, l'opposto, entrano Michielli e Serciante al posto di Drago Beccaro. Riceve Vianello, il neoentrato palleggiatore avversario infila una 7 molto veloce per De Grandis che la coglie e mette a terra il pallone. Numero 14 per Monselice. Micheli a servire sul più 2, volley Treviso. Termina out d'un soffio la palla per Micheli, 17-14, Mattia Bonifante dai 9 metri. Inquadra il campo avversario in attesa che il pallone gli arrivi per poi iniziare questa azione. Bonifante, forte su Vianello, non riesce la ricezione di Monselice attraverso il suo posto 4 Vianello e quindi secondo time out richiesto da coach Cicorella in questo terzo set. Si ritorna in campo sul 18-14, volley Treviso, Bonifante al servizio. Dopo un ace conquistato prima del time out richiesto dal tecnico avversario, ma Bonifante è ancora protagonista in quanto conquista un secondo ace sfruttando questa battuta che Lelli non riesce a tenere. 19-14. Più incisivo sicuramente questo fondamentale in questo terzo set per Violagranata. Tenta poi di infilare una palla corta Bonifante ma non riesce nell'impresa e quindi 19-15. Perini. Perini su Cunial che riceve bene, poi palla in 4 per Mazzon che va a terra con questo attacco. Favaro sul 20-15. Favaro al salto su Vianello, pipe per Perini tenuto da Violagranata, palla dietro per Mazzò che chiede il tocco a muro e no, cambia la decisione l'arbitro Zanussi perché si tratta di un amichevole, quindi per ospitalità concediamo questo punto agli avversari che dicono che non hanno assolutamente toccato il pallone a muro e ci mancherebbe altro. De Grandis alla battuta. De Grandis su Ceolin che riceve male, palla alta per Mazzon, nessuno la difende o va a muro, Mazzon infila questo attacco vincente. 21-16.
Crosato alla battuta. Batte salto front Crosato, corto su Vianello, palla in 4 proprio per lui, ma c'è lui! Il nostro numero 14, Nicola Mazzon, che spegne la luce all'avversario, 22-16. Sostituzione, altra sostituzione nel lato di Monselice, entra in posto 4 al posto di Vianello Borgato. Crosato invece batte per noi Sulelli, pipe per Perini, corta, si era già tuffato Mattia Bonifante che di conseguenza non riesce a infilare il braccio sotto il pallone. 22-17 per Ciante, il regista neoentrato per Monselice, batte su Favaro, palla in 2 per Mazzon che attacca in lungolinea, difeso dagli avversari, palla dietro tenuta dal Muro Granata, ma il signor Zanussi chiama il fallo in palleggio, tenta la magia per Ciante, ma la magia non viene e quindi Zanussi chiama il fallo di accompagnata in palleggio. 23-17, Mazzon alla battuta. Mazzon non riesce questa volta, nonostante una buona progressione in questo finale di set di Mazzon, non riesce nella battuta. 18 per gli avversari, 23 Oro Granata. Borgato al salto su Ceolin. Ceolin a part-time in questa partita perché è stato chiamato in causa poche volte e in questo caso non si è fatto trovare preparato, ma ci riproverà sicuramente da questa azione. Ceolin con Borgato ancora al servizio. Non è servito la concentrazione di Ceolin perché Borgato si è arrangiato da solo a sbagliare la battuta. 24-19 e set point questa volta nel lato Oro Granata. Cunial Superini, Cunial chiude questo terzo set 25-19, quindi a tra 3 minuti per il quarto set di gioco.
Si ritorna in campo in questo quarto set. Ringraziamo anche, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, perché abbiamo dato il link anche agli avversari, ringraziamo la TMB Monselice per l'ospitalità della settimana scorsa e poi per essere venuti oggi a giocare questa amichevole precampionato. Salutiamo anche tutti i genitori e tutti gli appartenenti alla società, alla famiglia Orogranata che stanno ascoltando questa amichevole. 2-1. Fisicaro alla battuta. Fisicaro su Borgato, ma subito murato dal neoentrato De Coll. 1-0, volley Treviso. Fisicaro al servizio. Qualche incomprensione nella rotazione degli avversari. Ok, si sistemano gli avversari, sembra tutto chiarito e siamo pronti a riprendere con volley Treviso avanti 1-0. Fisicaro alla battuta. Qualche cambio c'è stato in entrambe le formazioni. Borgato riceve male fuori dai 3 metri, palla alta per Drago. Sul muro per ricostruire, ancora Drago. Questa volta sul muro per giocare ma resta nel campo avversario, poi torna di qua il pallone. Mazzon il Lugolini ha tenuto dal libero avversario, palla pipe. Palla pipe non intesa dagli avversari e Vianello nel tentativo di attaccare pesta la linea dei 3 metri. Quindi 2-0 per gli Orogranata. Ancora Fisicaro. Alla battuta. Batte forte Fisicaro ma tocca il nastro, la palla tenuta da Vianello, poi per Drago. Senza muro Drago che appoggia a terra il pallone spostando un pacchetto della ghirada, ma del resto era stata opzionata una scelta tattica dai nostri giocatori e quindi 2-1 per gli Orogranata con al servizio Borgato. Borgato su Massafeli, De Coll vincente. Massafeli, giocatore neoentrato nel campo di Michele Zanin, si prepara al servizio. Massafeli al salto su Vianello. Vianello poi vincente sfruttando le mani di Mazzon alte sul muro. De Grandis, Massafeli, out l'attacco di Massafeli pipe. Stiamo sperimentando nuove tecniche di disinfestazione a mascherina, ma sono ubriaco, perché ve la spiegherò dopo il perché. De Grandis, salto front e out la battuta di De Grandis. Coach Cicolella indica che la battuta era fuori di qualche centimetro. Fatto sta che il punto finisce nel tabellino registrato per volley Treviso Andrea De Coll dai 9 metri. Mamma mia, Rico. De Coll al servizio su Lelli tiene bene
al centro per Trollese, tenuto dagli Oro Granata, palla alta per Mazzoni, posto 2, Mazzon sulle mani di Vianello, Vianello prova poi a ricostruire il pallone ma non ci riesce, 5-3. Decol, salto flot da posto 5 verso posto 6, Vianello non tiene la palla nel campo avversario ma Pegoraro si dispera perché non riesce a sfruttare questo rigore di prima intenzione, anzi commette un errore concedendo il punto a Monselice, punto numero 4 per la TMB. Drago alla battuta, al salto, tira forte Drago, ma non trova il rettangolo di gioco. Punto che termina nel campo, o meglio, nella parte di tabellone dedicata a Volley Treviso, 6-4. Mazzon al battuta. Mazzon al salto su Lelli. Drago da seconda linea, vincente sulle mani di Conial. Punto numero 5 per gli avversari di questo amichevole. Vianello tiene Ettore Michelan, palla dietro, bella alzata di Fisicano, palla dietro per Cunial che va a terra tra i due giocatori a muro avversari, passando in quel buco lì. Cunial sul nastro e poi su Vianello, palla in 4 per Borgato, Borgato mani out su Fisicaro. Azione pulita per Monselice. Sette a 6, Trollese su Michelan, palla in 4 per Massafelli diagonale, vincente. 8 secondo noi, 8 a 6 è segnato, ok, 8 a 6. Drago, palla da seconda linea tenuta da Cunial in 4 per Massafelli, Lelli in difesa ma De Col si fa trovare preparato unendo le mani a muro e alzandole sopra il nastro, così spostando la traiettoria del pallone avversario. Time out sul 9 a 6 chiesto da coach Ciccorelli. Si torna in campo sul 9 a 6, Volley Treviso, alla battuta c'è Pegoraro. Pegoraro a servire su Borgato, poi De Grandis infila il pallone a terra, non ci arriva Mazzon, 9 a 7, Beccaro raccoglie il pallone per andare a servire dai 9 metri.
Conquista il punto Drago in attacco sul muro Orogranata, 9-8, accorcia le distanze la TMB Monselice. Ed è il secondo turno di battuta per il regista degli avversari, Beccaro, che batte salto flot su Massafeli. Massafeli fuori dai 3 metri, tenta di alzare la palla Fisicaro, ma non riesce l'attacco Orogranata. Ricostruzione Monselice, Drago tra le mani del giocatore laterale e l'asta infila un pallone in lungolinea a terra. 9 pari. Mangiato il vantaggio Orogranata, è ancora parità. Battuto salto flotto degli avversari, tenuto da Cunial, palla dietro per Fisicaro. Fisicaro tira a tutto braccio, ma davanti a sé trova Borgato che chiude la luce. 10-9. Muro vincente e una lunghezza di vantaggio per Monselice. Ancora Beccaro al salto, questa volta termina out la battuta di Beccaro, 10 pari. Fisicaro. Salto flotto Fisicaro, salto giro, salto flotto, questo salto chi lo sa di Fisicaro si ferma sul nastro della rete. +1, ancora una volta Monselice, 11-10. Borgato, al salto Borgato, tenuto da Michelan. Fisicaro va da Massafeli e Massafeli sfrutta le mani di Vianello per conquistare mani out in attacco. 11 pari. Sostituzione nel fila Orogranata col numero 14, esce Mazzon, col numero 8 entra Favaro. Massafeli dai 9 metri, si alza il pallone, Massafeli batte su Borgato, tenuto l'attacco avversario. De Col in primo tempo tenuto ancora nel lato Orogranata, la palla alta per Cunial, difesa di Monselice, palletta vincente di Drago che con il muro a 3 piazza la palla dietro ai 3 giocatori non trovando nessuno e quindi terminando a terra il pallone. 11-13. Abbiamo anche la seconda voce tecnica qui di Pietro Granello che potrà inserirsi nella cronaca quando vorrà. Del resto esperienza ne ha davvero tanta. De Grandis batte al salto su Massafeli, Massafeli brutta ricezione, palla alta per Favaro che l'appoggia nel campo avversario. Drago spinge il pallone su Cunial sfruttando il mani out. Prende il largo Monselice, 11-14 in questa quarta frazione di gioco. De Grandis su Massafeli, Massafeli sui 3 metri, Fisicaro per Cunial, Cunial appoggia il pallone tenuto in difesa dagli avversari. Drago, palla alta, out in diagonale per Drago. -2, volley Treviso, 14-12. Il bellunese Andrea De Col dai 9 metri a servire. Termina out il pallone servito da De Col. 15 15-12, 16-12. Spegni, spegni, spegni.
Qualche incomprensione tra gli addetti al tabellone, non sappiamo bene il punteggio, comunque la palla sta su Vianello, mette a terra il pallone per gli ospiti, 15-13. Non so, no, non lo so, probabilmente ce l'hanno loro, quindi vai, boh, è più giusto loro probabilmente, non lo so. Era che era sbagliato prima. Vabbè, punteggio 15-13 per gli avversari. Vianello batte al salto su Barbon, palla dietro per Massafelli, tenuto dal libero avversario in difesa, palla alta per Vianello, che infila questo pallone a terra, bell'attacco di Vianello, punto numero 16, quindi situazione sul 16-13 per Monselice. Dalla prossima settimana con il campionato ufficiale, chiaramente anche il tenore della cronaca sarà diverso, non potremo certamente fare queste battute. Comunque Pegoraro, attacco sbagliato, 17-13 per Monselice. Vianello, ace Vianello su Michelan, 18-13 per gli avversari in questo quarto set. Ancora Vianello alla battuta. Michelan tiene bene questa volta, Fisicaro va da Cunial difeso da Monselice, palla alta per Gatto che poi sfrutta il muro a 3 a suo vantaggio, toccando le mani di Fisicaro e conquistando il money out che fa segnare il punto numero 19 per Monselice. Vianello sul nastro e poi vincente, serve anche la fortuna, 20-13 Monselice. Vianello, ancora vincente la battuta di Vianello, trova un ace su Cunial, 21-13. Hanno preso il largo gli avversari in questa frazione di gioco. Vianello su Michelan, palla in 4 per Cunial, tenuto in difesa ma non ci arriva poi nessuno a ricostruire e quindi punto di Cunial. 21-14. Sono tante le lunghezze di vantaggio da recuperare, ma vale la pena sempre provare. Cunial. Out. La battuta di Cunial. Un po' di stasi in questa fase del set per gli Oro Granata. Chiede il cambio coach Cicolella. Esce Trolese al servizio, entra con il numero 19, non si sa perché non ce l'abbiamo nell'elenco giocatori, è una giovane promessa del TMB Monselice che si prepara alla battuta. Si chiama Diego, l'abbiamo intercettato da Cicolella, non ne conosciamo il cognome, ma sarà lui a introdurre la palla in questa azione di gioco. Non l'ha introdotta perché si è fermata a metà rete, 22-15.
Batte Pegoraro, palla in 4 per Borgato che mette a terra il pallone pulito. 23-15. Si sposta verso i 9 metri Beccaro, il regista di Monselice, per servire il pallone numero 23 su Massafeli. Brutta la ricezione di Massafeli, palla in 4 per lui che poi spara anche out il pallone. Set point per Monselice, 24-15. Diciamo che formalmente con questo set Monselice si aggiudicherebbe il match. Cunial poi dietro per Borgato che tira e conquista il punto numero 25. Termina quindi formalmente 3-1 per gli avversari in questa partita, ma probabilmente gli allenatori giocheranno un altro set. Sì, esatto, si giocherà un altro set, quindi ci vediamo tra 3 minuti. Era aperto allora. Set da amichevole, questo quinto che andremo a giocare. Squadre rimaneggiate da entrambe le parti, chiaramente
Sono stati provati tutti i sistemi dai due tecnici. C'è Borgato per gli avversari al servizio. Il punteggio chiaramente lo vedrete 2-1, in realtà è finita 3-1, ma se noi mettiamo il punteggio di 3-1 non riusciamo poi più a gestire il live del set, quindi teniamo 2-1, ma in realtà, ripeto, è finita 3-1 e questo è un set ausiliario. Primo punto per Volley Treviso alla battuta con Soldan. Soldan al salto si ferma sul nastro della rete, la palla 1 pari. De Grandis, salto flotto su Massafelli, ma la palla termina out, quindi secondo punto per i ragazzi di coach Michele Zanin in questo quinto set. Mozzato alla battuta. Borgato, poi per Micheli che mette a terra il pallone. Micheli, quindi 2 pari per gli Oro Granata e per Monselice. Drago dai 9 metri si prepara a servire. Massafeli, bene Massafeli, Bonifante proprio per lui in posto 4, termina poi out, peccato la palla di Massafeli che si è fatto subito trovare pronto in attacco sulla chiamata di Bonifante, ma non è riuscito a chiudere l'attacco in campo. Ancora Drago dai 9 metri per gli avversari, 3-2. Si ferma sul nastro della rete la palla al salto di Drago, 3-3. Mazzon alla battuta. Batte Mazzon su Micheli tenuto, poi ancora Micheli a battere a terra, ad attaccare, scusate, a terra. Quattro a 3 per Monselice. Micheli out. Massafeli, battuta che si ferma sul nastro della rete. 5 a 4 Monselice. Trollese. De Col. Non riesce la ricostruzione di Monselice, palla dietro per Bonifante, in palleggio Bonifante, dietro al muro, non ci arriva nessuno, 5 a 2, 5 a 5 scusate. De Col. Si ferma al centro della rete la battuta di De Col, 6 a 5 Monselice. Perciante batte su Massafeli, Massafeli tiene, palla in 4 per Soldan che con la mano sinistra riesce a mandare di là il pallone, vincente per l'assenza di difesa da parte degli avversari. Mattia Bonifante per gli Oro Granata, 6 pari. Bonifante
sul secondo libero Rabachin, ma no, Zanussi chiama out l'attacco di Drago, cambia la decisione Zanussi, in quanto Drago di furbizia era riuscito ad appoggiare questa brutta palla alzata da Perciante sul muro oro granata e quindi ha conquistato il money out, che permette a Borgato in questo momento di introdurre il pallone di gioco dai 9 metri al salto. Out. Sono tanti gli errori in battuta in questo quinto set per entrambe le formazioni. Soldan a servire. Su Rabachin che non riesce a ricevere bene la palla, ricostruzione aerogranata, palla dietro per Mazzon, forte sul muro ricostruito Mazzon di prima intenzione, mozzato. L'obiettivo era rimanere in piedi in questa azione per gli aerogranata, ma sono riusciti a conquistare il punto. I giovani ragazzi di Michele Zanin, 8-7. Soldan ancora in battuta. Batte corto Soldan, indecisione avversaria, Soldan sfrutta questa incompressione per ottenere l'ace del 9-7. Ok, vai. Soldan batte al salto su Rabachin, palla in 4 poi per Micheli che mette a terra il pallone. 9-8. De Grandis raccoglie il pallone per Monselic. Batte salto float su Michelan che riceve bene, Bonifante poi chiama in pipe, Soldan si fa trovare preparato e mette a terra questo attacco che permette a Volley Treviso di conquistare il punto numero 10 di questo quinto set. Mozzato. Drago. Massafeli tenuto in difesa. Borgato appoggia nel campo roganato il pallone, ma è successo un po' di tutto in questa azione. Sostanzialmente Mozzato non riesce a tenere nel campo degli Oroganata la palla, ma Trolese si sbilancia nel colpo di prima intenzione e la palla quindi si ferma nel campo dei ragazzi in blu. Mozzato. Brutta la palla palleggiata da Monselic, ricostruzione Oroganata. Mazzon alto, ma out. Peccato che era andato veramente alto Mazzon in questo attacco. 11-9. Drago, il capitano avversario, al servizio. Drago, out. 12-9. Treviso. Rientra Perini. Mazzon alla battuta. Borgato riceve non da primo tempo, palla alta per Micheli che la sfrutta bene.
e fa segnare il punto numero 10 a Tavolino. Micheli, Soldan, Bonifante, vincente sulle mani di Trolese, 13-10. Massafeli, il giovane veronese, e glielo granata al salto, tenuto dagli avversari, palla per Perini, da posto 2, toccato da De Colle, poi difeso da Massafeli, palla dietro per Bonifante, ancora ricostruzione roganata, ancora Bonifante chiamato in attacco, questa volta vincente sulle mani di Borgato. Bonifante 14-10 e time out chiesto da coach Cicorella sul 14-10 per Treviso. Ritorno in campo sul 14-10, Massafeli ancora alla battuta per volley di Treviso. Al salto tenuto da Monselice, pallonetto ricostruito, ma Zanussi interrompe l'azione di gioco richiamando la frazione sottorete di Borgato, l'infrazione sottorete di Borgato che in teoria passa la linea mezzana col piede. Massafelli ancora a servire. Ricezione buona degli avversari, primo tempo ottenuto, la granata col piede di Bonifante e poi Soldana a terra con questa ricostruzione di Bonifante. 16-10 a lungo Treviso. Massafeli out questa volta, la battuta di Massafeli. 16-11 e 11 è anche il numero di Trolese al servizio. Michelan, De Coll vincente sulle mani avversarie. Il primo tempo di De Coll 17-11. Andrea De Coll, a servire, attacco dal centro tenuto per Gioro Granata, palla alta per Bonifante, non tenuto in difesa dagli avversari, quindi ancora punto Treviso, numero 18 e ancora Andrea De Coll dai 9 metri. Time out numero 2 richiesto da coach Cicorella.
18-11, De Col al servizio per i ragazzi con la maglia rossa e nera. Su Michelli che riceve bene, palla in 4 per Borgato che sfrutta il muro diviso oro granata, attaccando la palla sulla mano destra di Mozzato e ottenendo il mani out, o meglio mani in vincente. 18-12. Perciante su Soldan, palla al centro vincente di Mozzato. 19-12. Raccoglie il pallone Mattia Bonifante che si porta dai 9 metri per servire al salto questa palla. Su Rabacchini, palla dietro poi per Borgato. Vincente Borgato, c'era quasi arrivato Mazzone in difesa, ma conquista Monselice il punto 19-13. Borgato poi non riesce la difesa di Michelan, primo tempo, o meglio attacco di prima intenzione di De Grandis, conquistano nel pacchetto completo il punto numero 14 per Monselice, che è comunque 5 lunghezze di distanza da Volley Treviso. Borgato, ace su Michelan. Borgato. Soldan non riesce a tenere la palla nel campo oro granata, ma poi Perini attacca e trova il muro vincente, che è quello oro granata di Mozzato Mazzon, MM, la doppia M che conquista il punto numero 20, fermando appunto l'attacco di Perini. Soldan. In battuta su Rabachin, fuori dai 3 metri, palla alta per Micheli Facile nel campo oro granata. Il 4 vincente per Massafeli che tira proprio sull'angoletto di zona 1. Soldan. (21-15). Soldan, palla ancora nel campo oro granata, Bonifante in pipe per Soldan, tenuto in difesa da Perini, palla alta per Michelli, difesa da Bonifante, palleggio di qua di Masson, ricostruzione Monsalice Perini, palla alta e facile, difeso da Masson, Bonifante per Massafeli, Massafeli tenuto a muro da De Grandis che conquista il punto. 21-16. De Grandis, Massafeli è nel campo di Monselice, Trolese vincente su Mozzato, recupera pian pianino Monselice. 21-17. Massafeli, è proprio lui che poi va anche ad attaccare su Perini, ricostruzione oroganata, palla sul nastro, Perciante per Trolese tenuto da Bonifante, palla alta per Masson, Masson sulle mani di Michelli,
Perini perde un po' la cognizione dello spazio e non riesce a mandare di là il pallone. Punto numero 22 per Volley Treviso. Mozzato. Micheli tenuto dagli Granata, Bonifante per Soldà. Peccato, la pipe sembrava fuori ma l'arbitro l'ha vista dentro, quindi meglio così. 23-17 e attacco vincente di Soldà. Mozzato, Borgato. Palla 4 per Mazzafeli, vincente su Trolese. Set point, o meglio, ultimo punto di questa seconda amichevole della stagione per gli Granata. Viene introdotto da Mozzato su Borgato. Micheli, mamma mia, era quasi riuscita la difesa di petto di Mozzato. 24-18, sostituzione simbolica di Monselice, esce col numero 7 Mattia Perini, entra il giovane Diego con la maglia numero 19. Ricezione di Mazzafeli, palla al centro di De Col, tenuto, ancora nel campo Granata la palla, Mazzafeli ad appoggiare, Mazzon, 25-19, termina quindi questo match. Vi ringraziamo per l'attenzione e speriamo di rivederci presto per il campionato. Grazie, ciao e buona serata.